Parliamo di SLA nell'approfondimento del nostro TG. La sclerosi laterale amiotrofica è un'incidenza elevata in Sardegna, ancora di più nel Medio Campidano, dove sono oltre 30 i casi segnalati. I familiari dei pazienti sono convinti che non si tratti solo di fattore genetico. Nelle scorse settimane hanno commissionato una serie di analisi a un laboratorio specializzato degli Stati Uniti. I risultati sono sconvolgenti. Nelle urine dei malati di SLA sono presenti metalli pesanti in percentuali altissime. Vi lascio in compagnia dell'approfondimento firmato da Piersandro Pillonca, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon inizio di settimana. Arrivederci. Metalli tossici nelle urine. I referti arrivati dagli Stati Uniti parlano chiaro. Nel corpo dei malati di SLA del Medio Campidano ci sono sostanze che superano di gran lunga le soglie minime tollerabili. Alluminio, stagno, piombo, zinco, cadmio, cesio e anche uranio. Un elenco lunghissimo che getta un'ombra preoccupante sulle concause di questa terribile malattia, presente nel territorio con un'incidenza elevatissima. Sono oltre 30 i casi certificati dalla Commissione regionale della SLA, 22 quelli seguiti dalla ASL 6, uno ogni 3.500 abitanti. Nei paesi occidentali si arriva a un picco di 2 casi e mezzo ogni 100.000 persone. Bruno Leanza oggi ha 55 anni, da 13 continua a chiedersi perché la malattia ha colpito proprio lui, ex vigile sanitario con una vita normale e 2 grandi passioni, il ballo e lo sport. Nelle sue urine le analisi hanno evidenziato la presenza di cadmio, alluminio, uranio e tante altre sostanze pericolose. Penso che il minimo che i nostri malati chiedono è quello di capire come mai hanno questi valori così alti di piombo, cadmio, uranio, alluminio. Hanno valori talmente elevati che penso che la ASL 6 comunque si debba porre il problema. Le analisi, come detto, sono state effettuate negli Stati Uniti, a St. Charles, nell'Illinois. Hanno riguardato una decina di pazienti, tutti del Medio Campidano. La dottoressa Maria Antonietta Palomba ha effettuato i prelievi prima e dopo una flebo di chelante e DTA, sostanza che cattura i metalli presenti nelle urine e aiuta l'organismo ad eliminarli. Prima della stimolazione i malati presentavano valori già fuori dalla norma. Dopo la somministrazione della flebo i dati sono schizzati a livelli altissimi, come nel caso di Raimondo Crobeddu, 54 anni, di San Gavino. Faceva il pastore fino al 2006, quando si sono presentati i primi sintomi della malattia. In corpo ha di tutto. Il bario, il cui valore minimo è 7, sale a 3.440 dopo la stimolazione, lo stagno a 2.450 su un valore consentito di 9. Nel suo paese ci sono altri 3 casi, erano 5 fino a qualche mese fa. Qui la malattia ha sterminato una famiglia, padre, madre e 2 figli sono morti nel giro di pochi anni. Perché tutto questo? Il dubbio è che l'attività industriale dei decenni passati possa aver compromesso irrimediabilmente il territorio. Qui a San Gavino, fino ai primi anni 90, sono rimasti accesi i forni della fonderia. Per quasi 40 anni, dal 1937 a metà anni 70, si bruciava di tutto con misure anti-inquinamento molto elastiche. I residui della lavorazione venivano accumulati fuori dallo stabilimento. Le prime bonifiche sono arrivate solo alla fine degli anni 80. In paese molti ricordano la polvere nera sui davanzali e le improvvise morie di animali domestici, galline e conigli soprattutto. Scoprire quanto è inquinato il nostro territorio è importante non solo per i malati di SLA ma per tutti, soprattutto per le nuove generazioni. Comunque un ambiente altamente inquinato è sicuramente fonte di tanti tipi di patologie, quindi conoscere esattamente com'è la situazione, fare eventualmente bonifiche, è sicuramente un passo indispensabile per la salute pubblica di questo territorio, a prescindere dal fatto che si scopra o meno se l'inquinamento da metalli può essere incentivare l'insorgenza di queste patologie. Diciamo che è un discorso anche più allargato quello che cerchiamo di fare noi, insomma. Indagini epidemiologiche ed ambientali, dunque. Questo chiedono i malati di SLA e i loro familiari. La genetica ha fatto molto in questi anni. Nei giorni scorsi un gruppo di ricercatori italo-americano con un importante contributo dalla Sardegna ha scoperto il gene responsabile della SLA. La sclerosi laterale amiotrofica è però una malattia multifattoriale complessa. I pazienti vogliono capire perché un gene subisce un'alterazione e se queste modifiche possono essere scatenate da fattori ambientali.
Lo scorso anno la Regione diede un assenso di massima al progetto per la realizzazione nel Medio Campidano di un centro per la ricerca SLA. Il progetto però è fermo, mancano i fondi per mandarlo avanti. I malati e i loro familiari non si arrendono. Noi non accettiamo comunque che cali il silenzio su queste problematiche, anche perché tutti i giorni o comunque spesso veniamo a conoscenza di nuovi casi e purtroppo di malati che vengono a mancare.